Secondo giorno qua a Ceregnano, continuiamo le nostre interviste e andiamo a sentire se qualcosa è cambiato e se qualcuno ha qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo detto ieri. Sì, ma cioè l'intervista, non voglio interviste mie. Come mai? Perché? No, perché non mi piace, non mi interessa. Vabbè. Neanche lei ne intervista. Voi cambiereste Ceregnano con un altro paese? Mi no, mi sto bene. E lei? Beh, se mi dovessi cambiare andrei solo a Villa Dose. Ah, sì. Altri paesi. Allora, assolutamente non lo diremo al sindaco. No. Ah, guarda lui, cosa che vuoi fare? Che angolo è questo che siete tutti qua riuniti? È sole. L'angolo del bar. L'angolo del bar, qua si discute di tutto. In questo momento cosa state discutendo? Caccia. Caccia. Chi è il cacciatore? Tutti i cacciatori. Lei è un cacciatore onesto o bugiardo? Cacciatori onesti non ne conosco. Allora io caccio lepre e fagiani. Basta. Lei auspicherebbe un'unione, visto che siete nel centro, tra Villadose e Gavello? Mi vengono in mente questi due comuni, voi tra l'altro avete una serie di frazioni, quindi è un comune molto ampio. Potrebbe essere una soluzione? L'auspicherebbe lei o non la vede come una cosa importante? Allora, secondo me la fusione deve essere il culmine di un percorso. E secondo me questo è stato anche un po' quello che ha portato al fallimento di alcuni tentativi di fusione nel nostro territorio. Quindi va studiata, preparata, senza darsi una scadenza. Quindi a parer mio, prima di parlare di fusione è giusto di parlare di potenziamento di convenzioni, di unione. Che state facendo? Allora, abbiamo convenzioni con entrambi i comuni che hai detto, cioè con Villadose e con Gavello, per esempio l'assistente sociale è condiviso col comune di Gavello. Il 2 giugno lo festeggiamo sempre insieme al nostro vicino comune di Gavello. Ceregnano secondo me ha intrapreso un percorso, anche viste le frazioni di cui abbiamo parlato prima, e anche identitario. Ho detto comunità è un termine che rappresenta, e secondo me quindi andrebbe, per non portare a un fallimento, andrebbe pensato a un percorso verso la fusione. In questo momento secondo me la nostra comunità non è ancora pronta a parlare di fusione, bisogna lavorarci. Ma c'è un gruppo grosso di cacciatori qua? Oramai siamo rimasti 5-6 superstiti, non di più, superstiti. Ah sì? E siete tutti qua? Più o meno? Ognuno ha il suo sport preferito, mica va a pescare e non c'è poi niente, perché non che E loro vanno a caccia, non c'è niente. Ah beh, insomma, il freddo del freddo. E dell'aria sana. Ceregnano era famoso per i mobili, cioè c'erano degli artigiani immobiliari, veramente degli artisti del mobile, e purtroppo con un lento morire un po' alla volta tutti i mobilifici sono andati chiusi. Non c'è stato il cambio generazionale, dici? C'è stato un tentativo, ma probabilmente anche quelli che sono le mode, ormai tutti andiamo a comprare i mobili in determinate catene, insomma probabilmente è cambiato anche quelle che sono le richieste da parte dei clienti, e quindi questo ha portato un po' alla volta alla chiusura, uno alla volta, di tutti i mobilifici. Ad oggi non resta nulla dei nostri vecchi mobilieri di Ceregnano. Il problema mobilieri e produttori del mobile, Ceregnano diciamo è stato il cuore del Polesine, dove si è sviluppata questa attività artigianale con qualità anche di prestigio, e avevamo 3 entità produttive, e l'amministrazione a cavallo degli anni 63-64 ha fatto nascere la mostra del mobile di Ceregnano. Con l'intervento poi dal Proloco il comune ci ha passato a noi la palla e siamo riusciti a farla diventare provinciale. Io ho fatto il presidente per quasi 38 anni, è durata 47 anni e si è annoverata nella sua qualità per continuità e i successi, e passavano circa 10-15 mila persone in una settimana. Si è annoverata per le prime 6 o 7 della regione Veneto, ma aveva una risonanza provinciale, con un prodotto però che andava anche al di là dei confini provinciali. Un pregio di Ceregnano? Ceregnano, tranquillo. Sì. La gente tranquilla, buona gente. E un difetto? Oddio. Tranquillo. Tutti stanno per conto suo, ecco, non c'è più quella... È l'allegria che ma forse non c'è più da nessuna parte. Città della felicità era una volta? Forse cos'è la felicità?
Qua andiamo sulla filosofia, è già più complicato.